Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Cambia? Se arriva altri? Ma no, sempre Loredana e Gianquel. Ah, Ma sì, dai, che se coccoli, ormai siamo amici. amici? Sì. Amici se altro. Ah, ma non si può più andare avanti così, eh? Orca, ma cos'è nato adesso? Ma no, è che è una gimma come non so cosa. Jim? Sì. Sì, è che c'è inverno. Ma fuori? Sì. Anche in casa qua si batte brocche. Sì, beh, c'è inverno sia fuori che qua. Ma non so se è verto il riscaldamento, non capisco. Ma sì, dovesse essere verto. Ah, non so io, è tutto che aumenta e il riscaldamento che cala. Ma si è sbassati. Brian, e con tu come c'è? Hai freddo? Guarda, sei assiderato. Ma mettiti indosso un qualche cosa, o se no impicciamo una stuetta qua. E dopo arriva la bolletta della luce. Sì, so, ma... Ah, Ciano! Dimmi. Ti hai accorto? Cioè, hai visto che i muli qua vis-à-vis hanno un altro cagnoletto? Ah, sì? Un altro? Sì, no, buono, è una cagnoletta. Una cagnoletta. Sì, Ciano, cagnoletto se maschio, e questa se femmina, e quindi cagnoletta. Sì, ok, la cagnoletta. Ma sì, ma che coccola, piccola, tutto uno strucoletto, di mangiarla. Orca, no dai. No, non proprio di mangiarla, ma sai, coccola. Buono per l'ori. Sì, Brian, hai... No, stai a dire che dopo vuole uno anche lui e Marino non vuole. È buono, ma Brian, hai visto la cagnoletta nuova di questi vis-à-vis qua? Ecco. Ti è piaciuto? Adesso toccherà a Ciorghe. E dall'altra parte... Gian Giulio, ma scusa, No, scusa un attimo. sì, ma è sempre con sto benedetto Lalorti, non te molli un attimo? No, ma adesso non stavo lavorando. Ah, no? E cosa te fa? Stavo cercando online per trovare il giusto nome per Ela. Ah, bella stella, ma per darle un nome? Sì, perché mica avevo pensato a nomi maschili, ma se li metto al femminile non so. Ma tipo, fammi un esempio. Mi volevo tanto chiamarlo Bobby, però al femminile viene Bobba, non so. Beh, la dovessi far più, ciao, come sei, invece che baiare. No, ma se no mi piaceva anche Lucky, che però diventassi l'H. Sì, ma perché lei? No, dai, non si può sentire. Come si chiama di cognome? Mina? Perché? La Camina. No, ma mi pensavo a nomi di can maschio. Boh, ma magari sta bene anche al femminile. Non so, perché mi piaceva anche Vasco. Ah, beh, come Vasco Rossi. Sì, ma solo che al femminile... Sì, beh, non ha proprio la stazza di una vasca la nostra pizza. Appunto, però ho letto su internet che può avere anche i nomi delle persone. Ah, sì, sa quanti? Si chiama Antonio, Luciano. Allora potresti dargli il nome tipo di mia mamma. Cioè... Ondina. Ah, sì, Ondina. Sarebbe bello, no? È il nome della nonna. Sì, ma deve essere più corto, se no te la trovi a Monfalcone intanto che te la chiami. Ma tipo Dina. Ecco, sì, beh, no? Te vedi che viene naturale. Sì. Ciao, sei figo, perfetto. Dina, bella la nostra Dina. Che può essere anche il diminutivo di Poldina. Ah, anche, sì, troppa roba, cioè, sei proprio il suo nome. Visto che sei sua sorella. Vai, grande, cioè, ben cazzata, che abbiamo trovato, Dina. Sì, che proprio che sa dici. Cioè? Che sta bene. Ah, sì, è proprio il suo, fatta. Ma no fatta, Dina. Sì, Dina. Ecco, sono proprio contento. E anche mia mamma sarà contenta. Adesso te vedi, non te puoi più zappartela perché siamo tua mamma Dina. Ma sei diverso.
era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Orca, cosa ti è successo adesso? Ma se la sigla, se finì la puntata. Ma quindi finissi tutto? Ma no, dai, Giangiulio, è la puntata.